Ben ritrovati Cattoliche dintorni. È stato presentato in Cattolica l'annuario del Centro di Ricerca sull'Immigrazione che da più di 10 anni analizza il fenomeno migratorio bresciano. Sentiamo dalla professoressa Elena Besozzi, direttrice del centro, quali sono i dati più significativi emersi quest'anno. In un periodo difficile in cui assistiamo a continui sbarchi di immigrati nordafricani sulle coste dell'Italia del Sud, il Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni di Brescia presenta il suo annuario 2010. Professoressa Elena Besozzi, la realtà lavorativa italiana è una realtà in crisi e così lo è quello della provincia di Brescia. Come mai continuano ad arrivare immigrati nella nostra provincia? Perché la provincia complessivamente ha tenuto di più che non altre realtà, proprio perché è forte dal punto di vista dell'attrazione, dell'offerta, delle possibilità lavorative, e quindi noi registriamo continui movimenti in arrivo. Sono aumentati dall'anno precedente di 18.000 unità e quindi non sono pochi. You're spinning around, you're spinning in my head. Dal punto di vista del rapporto di lavoro noi abbiamo una buona percentuale di soggetti immigrati che hanno anche un contratto a tempo indeterminato, che oggi sembra essere proprio un po' l'ambizione per tutti, anche per gli italiani. Brescia è oggi una realtà multietnica, ma esistono ancora delle discriminazioni verso gli stranieri? Ci sono dei segnali, da un lato, di un processo di integrazione in atto, abbastanza buono, perché è stato misurato anche attraverso la misurazione degli indici di integrazione che avviene in Lombardia ormai da qualche anno, e Brescia si colloca in una situazione intermedia come provincia, quindi vuol dire che l'integrazione c'è, vuol dire che la discriminazione non è così vistosa. Tuttavia noi quest'anno, anche nell'annuario 2010, abbiamo dato particolarmente spazio a tutte quelle azioni più capillari e più legate alle politiche locali che possono contenere, di fatto contengono, delle discriminazioni nei confronti di soggetti che non sono cittadini italiani. Mi riferisco ai casi più clamorosi come il caso di Adro o il caso di Brescia sul bonus bebè, ma oggi stiamo assistendo a moltissimi sbarchi sulle coste dell'Italia del Sud, soprattutto dalla Libia. Quali pensa che saranno le conseguenze? Ecco, questi sbarchi rappresentati poi dai media in termini proprio di masse, sono barconi che possono contenere un certo numero di persone, sono almeno caricate di 3 volte tanto, no? Quindi ci danno proprio questa impressione di un sovraffollamento dei barconi e di una invasione. Ecco, può ripartire quella che sembrava un po' rientrata, la cosiddetta sindrome da invasione, la paura di essere invasi, e questa è una paura più che legittima e che può essere però anche mal governata. La reazione degli abitanti di Lampedusa è più che comprensibile ed è io lo leggo come un SOS, no? Una richiesta di aiuto affinché la comunità nazionale si faccia carico del problema, non delegando semplicemente ad un'isola sperduta nel Mediterraneo. E ora vi proponiamo un'intervista ad Andrea Galuppini, uno studente della Cattolica che per la sua tesi finale allo Stars ha curato l'organizzazione di una mostra un po' particolare. Vediamo i dettagli in questo servizio. Siamo qui con Andrea Galuppini, uno studente Stars del 3° anno, in procinto di laurearsi in organizzazione di eventi nel campo dell'arte. Ci puoi raccontare di questo tuo progetto Beat World alla riscoperta della console perduta? Beat World è una mostra d'arte contemporanea che coinvolge anche l'Università Cattolica
L'idea è nata fondamentalmente circa quest'estate, parlando con il mio correlatore Fabio Paris, abbiamo pensato di portare una tesi teorica anche verso un campo pratico, essendo il nostro percorso di studi anche improntato su questa organizzazione. Paris qua in Cattolica tiene un laboratorio di organizzazione di eventi in campo artistico e quindi abbiamo pensato bene di unire le due cose, unire il teorico con il pratico. E quando si terrà questa mostra? Allora, l'inaugurazione sarà il 25 marzo allo studio Tufano 25, che è un atelier di un artista che c'è a Milano in zona d'Arsena, comunque Porta Ticinese, e sarà alle 18:30. Precedentemente all'inaugurazione ci sarà anche una conferenza alle 15 in sede a Milano, dove saranno coinvolti alcuni artisti che fanno parte della mostra, Domenico 40 che è un curatore che tra l'altro si è laureato qua in Cattolica, e con il professor Tedeschi e la professoressa Di Raddo, che parleranno appunto di queste nuove forme, nuovi linguaggi d'arte, perché questi ragazzi lavorano con console videogioco anni 80 e quindi sono linguaggi nuovi per il mondo dell'arte che forse tanti non hanno ancora scoperto. Quali sono i contenuti di questa mostra? Allora, la mostra, come ripeto prima, saranno 11 artisti, quindi saranno diverse forme d'arte. Fondamentalmente si tratterà di musica, video e immagini. E gli artisti proporranno ognuno chi due lavori riguardanti appunto la tematica dei videogame e del mondo 8 bit in particolare, che è il mondo che loro trattano. Ci saranno due ragazzi, uno che viene addirittura da Londra, Guem, e Tony Light, che faranno una performance musicale, e insieme a loro ci sarà un VJ set che è tenuto da VJ Visual Loop, che è un altro ragazzo, insieme a Nazilla, e quindi ci sarà anche modo di vedere direttamente questi ragazzi all'opera, mentre gli altri ragazzi non saranno direttamente coinvolti, nel senso che non faranno performance lì al momento, però ci saranno comunque dei loro lavori, loro creazioni all'interno della mostra. E quanto ha influito il tuo percorso di studi qua in Cattolica per realizzare questo progetto? Beh, il percorso di studi sicuramente ha influito tantissimo, già il fatto che Paris, che sia il mio correlatore, io ho avuto l'occasione di incontrarlo proprio qua durante i miei studi in Cattolica, la dice lunga sul fatto di quanto abbia influito sul mio percorso di studi questa scelta e questa mostra. Domenico 40 è un'altra persona che ha studiato qua in Cattolica, quindi anche lui diciamo rientra nell'ambito dell'Università Cattolica. I professori stessi mi hanno appoggiato, mi hanno spinto a realizzare questa mostra, in particolare la professoressa Di Raddo, che è la mia relatrice, perché questa cosa avrà molto a che fare anche con la tesi, e il professor Tedeschi, che diciamo è a capo dello STARS, del Dipartimento d'Arte che io seguo, mi ha spinto molto e mi ha dato l'occasione di conoscere Tufano, che è l'artista che mette a disposizione lo spazio, l'atelier, per appunto la realizzazione della mostra. Passiamo ora a parlare di numeri e formule con la 7ª di sfida matematica, quest'anno vinta dal liceo Leonardo. Vediamo insieme il servizio. Da che scuola venite? Veniamo da Edolo e rappresentiamo l'istituto Meneghini. Dal Cossali di Ordinovi, grazie Cossali. Dal liceo Fermi di Salò. Sei emozionato per questa sfida? Abbastanza dai, abbastanza sì. Tantissimo, vorremmo vincere ma è dura perché siamo preparatissime. Qual è lo spirito con cui questi ragazzi affrontano la gara? Dunque questi ragazzi molti di loro vengono già da parecchie edizioni e si preparano a partire di solito da ottobre-novembre, facciamo gli allenamenti per le gare di matematica, facciamo le simulazioni di questa gara che poi viene ripetuta in maniera abbastanza simile nelle fasi finali di Cesenatico, e vengono qui con l'obiettivo ovviamente di guadagnarsi un posto nella fase finale nazionale, e quest'anno per la prima volta avremo 5 posti
nella fase finale del Cesenatico che verranno da questa squadra, quindi 5 squadre di Brescia che vanno in finale. L'anno scorso erano soltanto 3 e grazie al Copernico che si è piazzato bene. Allora lo spirito loro è quello di venire qua e divertirsi con la matematica, divertirsi perché questi esercizi non sono esercizi standard, sono esercizi in cui ci vuole il lampo di genio, bisogna essere anche allenati per risolverli, è una cosa in cui a volte gli insegnanti stessi non riescono a risolvere, ma non perché siano difficili di sé, perché bisogna saperli leggere e decodificare in un certo modo. E i ragazzi che, per quanto ne so io, appena comincia l'anno scolastico cominciano a chiedere quando è che si fa la disfida, almeno questi. Gli esercizi come sono? Sono difficili? Abbastanza, sì. Sono più difficili dell'anno scorso di sicuro. La difficoltà sia notevole, però ci proviamo e è già da un paio di anni che ci proviamo, quindi speriamo di fare una buona figura. Sì, sembrano un po' difficili, però ce la mettiamo tutta e ci divertiamo. Sì, sono abbastanza difficili effettivamente, però dai, riusciamo a farli, dai. Vinceremo anche quest'anno. No, non è vero. Quanti sono i giovani coinvolti in questa occasione? Allora, quest'anno abbiamo per la prima volta abbiamo raggiunto quella che riteniamo la capienza massima, quindi quest'anno abbiamo per la prima volta 32 squadre, non abbiamo mai avuto più di 30 squadre, quindi a testimoniare che l'interesse è grande anche fuori provincia, perché vengono da Bergamo, da Rho, da Parma, da Verona e il resto sono squadre della provincia di Brescia. Molti istituti mandano anche più di una squadra perché magari hanno vari indirizzi e questo a noi fa piacere perché vorremmo che in teoria tutti gli istituti superiori della provincia avessero la possibilità di partecipare. Qual è il vostro ruolo all'interno della disfida? Allora, noi riceviamo i biglietti dai ragazzi sui quali ci sono il numero del quesito, la soluzione e li consegniamo a chi li inserisce, diciamo, nel computer e così i ragazzi possono subito vedere sul monitor se il quesito è corretto oppure no. Come ti sembra la sfida? Difficile? Abbastanza, sì, complicata. Dopo per delle menti illustre come le nostre possiamo permetterci di svolgere tutti gli esercizi, direi. Come vi siete preparati? Abbiamo fatto alcune simulazioni nelle settimane precedenti che sono più o meno simili, penso, a quello che troveremo qui come gara. Un po' di esercizi di quelli vecchi delle disfide. Sì, abbiamo fatto dei corsi sia a scuola sia in università e ci collaudiamo come squadra. Qual è il premio finale di questa disfida? Ecco, naturalmente oltre alla soddisfazione di aver vinto c'è la coppa che viene passata di anno in anno da una squadra all'altra, da una squadra vincitrice all'altra, poi abbiamo delle medaglie e dei libri divulgativi di matematica, ma naturalmente la cosa più importante sono la coppa e l'iscrizione nell'albo d'oro della disfida che si può trovare al sito www.disfida.it, ci sono tutte le classifiche anche degli anni vecchi, anche le fotografie. Anche per questa puntata è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono sempre disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.